Vicenza capitale politica per 3 giorni. La 34esima assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani si riunirà da domani a venerdì in fiera e nasce sotto il segno dell'autonomia, non solo perché in Veneto tira aria di referendum. È ovvio che il referendum che avremo nei prossime settimane sarà oggetto di dibattito, però attenzione, i sindaci, dico sempre, hanno la fascia tricolore, quindi evviva le autonomie, evviva più potere amministrativo, ma nell'ambito dell'unità del Paese. Così Achille Variati lancia la sfida per questa assemblea ANCI che richiamerà a Vicenza per 3 giorni il Presidente della Repubblica, il Premier, i ministri, i sottosegretari e circa 7.000 sindaci e amministratori locali da tutto il Paese. Tutti uniti per chiedere al governo più risorse, più potere e appunto più autonomia. Se i sindaci chiedono più potere, norme più adeguate, chiedono anche più risorse soprattutto per gli investimenti. Il 70% degli investimenti della pubblica amministrazione sono investimenti dei comuni. Se chiediamo questo non è perché vogliamo chissà quale potere, ma vogliamo servire meglio i nostri cittadini. I sindaci chiedono più autonomia, a cominciare dalla possibilità di spendere, di investire sul territorio. Sappiamo benissimo che in una regione come questa investimenti poi mettono in moto tantissimo e questo è importante. Insomma, c'è attesa per questa assemblea dell'ANCI in cui sicuramente i sindaci parleranno chiaro. Parlare chiaro sui grandi temi dell'immigrazione, dell'accoglienza, sulle cose che non vanno, sulle esigenze di avere delle risorse per combattere forme di inquinamento dell'acqua, dell'aria che qui abbiamo purtroppo. Quindi parlare chiaro.